Noè ha preso il suo gran barcone e da Gradisca si è trasferito insieme ai vini in quel di San Daniele. Una polemica molto interessante, soprattutto decisa all'ultimo momento. Allora, signor Sindaco, in qualità di primo cittadino di Gradisca, lei cosa dice? Io dico che l'Enoteca è e resta Gradisca, che il Noè è di appartenenza dei gradiscani e tornerà a Gradisca sicuramente. Adesso non è che noi vogliamo ampliare questa controversia, però sicuramente siamo stati trattati in maniera non corretta. Non cerchiamo alcun tipo di polemica, sottolineo, però il Noè 50 anni, è nato a Gradisca, tutti i suoi trascorsi sono gradiscani e pertanto è un'entità proprio assolutamente gradiscana e come tale noi faremo tutto il possibile per salvaguardarla, questo è fuori discussione. Queste cose non sono tipicamente friulane ma tipicamente italiane. Secondo lei è una scelta strategica oppure qualcuno, come si dice, secondo le sacre scritture burocratiche italiane ha detto stiamo via per un anno e poi si vedrà? No, ma io non credo che sia quello di portare via per un anno, penso che il progetto sia così più lungo, ecco, non è solo ed esclusivamente per quest'anno, però comunque, ripeto, noi faremo tutto quello che sta nelle nostre possibilità per riportarlo a Gradisca. Sì, forse il modo con cui ci è stato comunicato che non è il massimo, diciamo, ecco, lì un tantin di rispetto in più nei riguardi degli amministratori di Gradisca forse si doveva avere. In termini di immagine e soprattutto di rientro, quanto incide? Ma sa cos'è? Più che il Noè in se stesso, il Noè faceva parte di tutta una serie che andava a completare tutta una serie di altre manifestazioni ed era così la manifestazione di maggior spessore come storico, diciamo, perché ripeto, è 50 anni ormai che lo facciamo a Gradisca, di conseguenza era proprio una cosa. Forse la comunità è rimasta veramente male. Protesta civile, come sottolineiamo, per far conoscere e capire alla popolazione non solo di Sedegliano ma dell'intero arco del Medio Friuli cosa vuol dire l'ecomostro. Sì, questa manifestazione pubblica che è propriamente per un no è in seguito a dei dibattiti e conferenze approfondite che abbiamo fatto negli ultimi mesi, dove si è capito senza ombra di dubbio che questa centrale è pericolosa. Stiamo informando con questa manifestazione e anche la settimana prossima verranno informati ufficialmente i comuni anche della destra tagliamento, nonché il consorzio dei posodifici di San Daniele, perché le emissioni delle diossina arriveranno fino a San Daniele. Ecco, immaginiamo che da parte dell'amministrazione comunale, non solo, parecchie di mercante. Ma loro si sono basati solo su autorizzazioni che guardano i limiti di legge che sono molto alti come limiti, però non danno una garanzia per la salute a rischio zero. Purtroppo le amministrazioni comunali hanno visto solo l'immediatezza del guadagno subito di un indennizzo di qualche migliaia di euro, ma non hanno valutato il rischio conseguente. Dall'atto della sua esperienza, secondo lei la frittata si farà? La frittata potrebbe farsi, non è stato ancora acceso il gas sotto la padella perché mi aspetto che dopo un anno e mezzo così di battaglie, di riflessione, di informazioni, gli organi deputati alla salvaguardia della salute, che sono solo gli organi politici, diano un segno della loro esistenza, perché da un anno e mezzo non si sono fatti né vedere né sentire.